Una vecchia area dismessa che si appresta a rinascere con un progetto pilota importante. Di che cosa si tratta? Noi abbiamo attualmente una sede produttiva col San Martino e abbiamo identificato quest'area per trasferire la nostra sede aziendale. Abbiamo pensato a quest'area perché abbiamo visto in quest'area una potenzialità incredibile, sia a livello di spazio e metratura, ma soprattutto anche a livello di posizionamento in un contesto molto importante, davanti al castello di Cison, nella dorsale che porta a Vittorio Veneto e anche in pieno UNESCO Core. Per cui abbiamo fatto questa scelta, anche se a prima vista l'area era anche un po' sovradimensionata a quelli che erano i nostri bisogni stretti, però abbiamo cercato di pensare ai bisogni in maniera un po' più allargata, cercando anche di dare un senso non in maniera così stretta ma in maniera un po' più moderna, no? Quello che possono essere i nuovi siti produttivi. Tant'è vero che in quest'area è molto grossa perché sono 45.000 metri quadrati di terreno scoperto e in questi ci sono 7.000 metri circa di costruzione nuova che verrà mantenuta per la produzione nostra e noi andremo a smantellare 13.000 metri quadrati di vecchio capannone dismesso e ridaremo spazio al verde. Ridaremo spazio al verde con un concetto di parco. Qual è l'investimento stimato e dal punto di vista anche delle risorse umane ci saranno nuove assunzioni? Beh sì, l'azienda sta crescendo, siamo in incremento costante, per cui penso che a regime, anche se la nostra azienda non prevede non è un sistema fabbrica classico, nel senso che noi abbiamo tante lavorazioni artigiane, quindi tanto indotto che gira attorno all'azienda, però qua pensiamo di avere 50 a regime, 50 persone che lavorano direttamente in questo sito, quasi tutti tecnici, commerciali e creativi. E l'investimento che stimate di fare di qui al 2022 qual è? L'investimento è la prima parte importante, che è tutta quella relativa alla bonifica, e questa è una voce molto importante, abbiamo tutta la bonifica e abbiamo circa 600.000 euro di bonifica e poi c'è da costruire tutto il nuovo perché dobbiamo costruire 1.300 metri quadrati di uffici nuovi e più anche una parte hospitality che sarà proprio lì davanti al castello dove accoglieremo i nostri clienti e circa sui 3 milioni di euro di investimento. Ecco, cosa l'ha spinta a fare un passo simile? Molti imprenditori preferiscono costruire capannoni da zero, lei invece ne ha acquistato uno che era all'asta. Perché c'è già tanto di costruito, credo, no? È inutile costruire di più. Penso che se guardiamo un po' il nostro territorio si veda ad occhio nudo che ci sono tanti spazi non utilizzati o utilizzati in maniera molto limitata per le potenzialità che ci sono.